Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, oggi siamo su Shogun 2. Intanto un saluto ad Adin, Max Power e Danzer. Bene, la partita è classificata, sono contro 50 bomb, che è di livello 8 oro, quindi sulla carta non è uno scarsone. La mappa è Golena. E niente, andiamo. Sono il generale. Dobbiamo vincere per l'onore. Dobbiamo vincere per la gloria. Dobbiamo vincere per il nostro popolo. Ma vaffanculo, va. Cerchiamo di vincere e basta. Cerchiamo di non fare figure di merda. Bene ragazzi, dopo questo vaneggio descriviamo un attimo l'esercito. Allora, è composto da 3 samurai con naginata, 2 di livello 3, 1 di livello 2, 7 katane katsute, di cui 3 con 21 in attacco, il mio generale di livello 9 e con fino alla morte, comandante leggendario, e 3 cavallerie con naginata, tutte di livello 6. Buono, cominciamo. Buono, inizia la battaglia. Il mio avversario è un esercito stranissimo, composto da tantissimi lancieri. Infatti io mi aspettavo tanta cavalleria, invece è solo questa che sinceramente sono 3 cavallerie con naginata, ma le mie comunque sono più forti. A sopporto anche dei lancieri a supporto. Intanto qua comincio con le katane ad avanzare verso la sua di fanteria. Sinceramente mi ha lasciato un po' sorpreso tutti questi lancieri, poi c'è un po' di fucilieri, arcieri e 2 katane solo. Boh, vai, insomma, cazzi solo. Adesso ricomincio a spararmi con i moschetti. Intanto qua ho stravinto, no, sì, ho vinto diciamo con la cavalleria, no, ho stravinto, sì, perché alla fine sono rimaste tutte e 3 le cavallerie. Adesso comincio a spostarle verso destra, adesso non mi ricordo neanche che cazzo fa, non mi ricordo niente. Ah, Dio mio. Intanto le katane sono arrivate e qua questo è il mio punto forte, quindi insomma non c'è storia con i suoi lancieri perché le katane sono troppo più forti. Adesso con la cavalleria dove vado? Boh, vado, cazzo vado? Boh, va bene. Tanto il generale là è nel bosco che è nascosto da eventuali insomma frecce o dei fucilieri, però adesso lo porto più vicino per metterlo fino alla morte. Tanto le mie cavallerie sono andate a trombare là, hanno trovato una bella ragazza. Che cazzo sto facendo? Ma no! Oddio mio! Intanto qua vabbè con le katane, ma veramente stravinto. I suoi lancieri sono morti in un secondo. Adesso qua sono contro le sue katane, sì, contro la sua katana e 2 lancieri e un arciere. Oh, adesso arrivano anche le cavallerie, che bello. Ok, qua c'è il generale fino alla morte, le mie katane stanno facendo il lavoro. Vediamo un attimo. Adesso con la cavalleria qua vado a colpire il fuciliere. Oh, sono arrivate le cavallerie. Ah, mocca, le ho portate là in bosco. Sono imboscate con una bella fanciulla giapponese. Qua la partita. Beh dai, siamo in vantaggio ormai. Le sue unità sono quasi andate, con la katana è andata. Anche l'ultima katana se ne sta andando a fanculo. Oh, perfetto. Insomma, ho vinto che abbastanza facilmente, sinceramente. Cioè, anche se ero a livello 8 oro, non è stata una partita difficile. Anzi, lui ha messo tanti lancieri e poca cavalleria. Non ho proprio capito questa tattica, che secondo me è una tattica suicida. Niente, raga, la partita è finita. Oggi col Piada vado a registrare anche il quarto capitolo della campagna che veramente
Il capitolo di oggi sarà molto complicato, soprattutto per me, perché devo conquistare le quattro, cioè altre due province. Però con Cree non sarà facile perché lui sa che se io conquisto facilmente quelle due regioni, dopo la battaglia contro di lui è molto più agevole perché se arrivo con l'esercito intatto, comunque con poche perdite, so cazzi sua. Buono raga, dai, alla prossima. Ciao!